terminata con il risultato di 1-2 la partita tra Bagheria e Città di San Vito Lo Capo. Siamo qui con il tecnico Angelo Tomasello ai microfoni esclusivi di Sportisili. Le chiediamo, mister, cos'è successo nel primo tempo e soprattutto se è influito dal punto di vista psicologico subire un gol praticamente al terzo minuto. Sì, probabilmente il gol preso a freddo ci ha un attimino bloccato, non siamo stati lucidi primi 20 minuti di partita e la qualità offensiva del San Vito ci ha sicuramente messo in difficoltà. Poi sono curioso di rivedere il secondo gol perché era al limite, i ragazzi sostengono che fosse fuori gioco, però chiaramente è da rivedere questa situazione. Mi è piaciuta poi la reazione dei ragazzi che nonostante il doppio svantaggio poi sono riusciti a riaprire la partita e anche in inferiorità numerica, l'ultima mezz'ora praticamente abbiamo giocato con uno in meno, ci abbiamo provato fino alla fine, quindi ripartiamo da questo secondo tempo di carattere dei ragazzi e noi siamo all'inizio, dobbiamo ancora crescere, abbiamo tanti ragazzi giovani, oggi avevamo di fronte una squadra attrezzata, importante, peccato, però ripartiamo da questo secondo tempo che secondo me ci ha dato un buon segnale. Ecco. Come ha detto anche lei, un secondo tempo assolutamente di livello, ma ha detto qualcosa negli spogliatoi dei ragazzi? Oppure forse un po' la loro grinta, la loro personalità è uscita fuori? Sì, erano un po' bloccati, un po' impauriti dal primo tempo forte del San Vito, devo dire. Io ho detto ai ragazzi semplicemente che sarebbe bastato un episodio per capovolgere la partita. Fortunatamente è andata così, siamo riusciti a trovare il gol e poi da lì in poi i ragazzi ce l'hanno messa tutta. Purtroppo non siamo riusciti a spuntarla, però peccato perché poi alla fine i ragazzi per lo sforzo potevano anche conquistare questo punto e sarebbe stato importante, però ripartiamo, ripeto, da questo atteggiamento del secondo tempo mi è piaciuto molto. Ancora gol invece per Giorgio Stassi, sono 3 in 2 partite. Che stagione si aspetta per il suo bomber? Ma guarda, Giorgio non lo scopro sicuramente io, è un elemento importante per la categoria, per cui ci aspettiamo che faccia quello che sta facendo, cioè i gol, ma anche tutti i ragazzi, tutti gli altri cresceranno e sono sicuro che ci toglieremo belle soddisfazioni. Adesso invece la prossima partita è una trasferta contro la Gerdallinese. Che partita si aspetta da questo match e poi se cambierà qualcosa anche dal punto di vista tattico? Abbiamo visto un 4-2-3-1 forse nei primi minuti, poi un 4-3-3, lei ci saprà dire sicuramente di più. Ma guarda, che partita mi aspetto? Mi aspetto un'altra partita difficile, questo è un campionato veramente impegnativo, partite semplici non ce ne saranno, ogni gara avrà la sua storia, per cui da martedì cominceremo a pensare anche al prossimo avversario, intanto cerchiamo di rifarci dalla delusione della sconfitta stasera.